Soli e abbandonati. Si sono sentiti così ieri sera i consiglieri provinciali di Agrigento. Nessun interlocutore invitato alla seduta straordinaria ha risposto all'appello. Sia la Deputazione regionale e nazionale agrigentina, sia le organizzazioni sindacali, ma anche i rappresentanti delle società partecipate hanno snobbato l'iniziativa. Eppure l'argomento era di quelli forti. All'ordine del giorno l'abolizione delle province e il futuro in vista dell'annunciata riforma degli enti ad essa collegati. A volere questo momento di confronto, ridottosi però alla fine ad una sorta di sfogo interno ad Aula Giglia, 17 consiglieri, con in testa il presidente della Commissione Vigilanza sugli enti partecipati Stefano Girasole. Non ha senso chiudere le province senza che hai un'idea di come andare avanti, come trasformare questa unione di comuni. Chi gestirà gli enti partecipati? Noi abbiamo il Toscanini di Ribera, così come abbiamo il Cupa di Agrigento. Abbiamo strutture che sono fiore all'occhiello per noi. Vorremmo sapere se qualcuno si è fatto carico nella riforma che faranno delle province o che verrà, si è fatto carico di questo problema, visto che sono due importanti istituzioni sul territorio che la provincia fino ad oggi ha mantenuto. Le province non sono state abolite, questo è un bluff, è come la rivoluzione del presidente Crocetta si rivela una rivoluzione di carta in tanti altri settori, i lavori pubblici, la formazione, la pubblica amministrazione eccetera. Anche la questione della provincia è un bluff, perché hanno sospeso le elezioni e dovrebbero entro il 31/12 dovrebbero fare una legge di riordino. La legge di riordino si sostanzierà nella creazione, probabilmente, anche se sono convinto che non ce la faranno, nella creazione di consorzi nei quali non ci sarà più il diritto di voto dei cittadini, quindi i cittadini verranno espropriati, ma saranno un coacervo e un coagulo di interesse e di potere politico. Meno equivoci, più chiarezza. Noi vogliamo capire esattamente dove andiamo e chi si deve assumere la responsabilità della guida di un consorzio come quello del Cupa. Noi ci poniamo il problema come vivranno, come continueranno a vivere questi due enti, ma anche altri partecipati. E la nostra preoccupazione deve trovare, questo grido d'allarme deve trovare senso di responsabilità da parte della Deputazione regionale all'interno della norma che andranno a modificare l'attuale legge 9 che ha istituito le province regionali. Dovranno anche trovare le soluzioni della gestione di questi enti partecipati che riguardano la collettività agrigentina. Un coro unanime, allora, quello che si è alzato ieri sera da Aula Giglia. C'è addirittura chi è convinto che alla fine le province resteranno in vita. Io sono dell'idea, come alcuni gruppi politici sono dell'idea, che il prossimo anno si andrà a votare e quindi ci saranno le province di nuovo. Noi come UPI e come URPIS, Unione delle Province Siciliane, abbiamo fatto una proposta seria, che è quella della riduzione del numero degli assessori, dei consiglieri provinciali e una riduzione dell'indennità, affinché possano rimanere le province, anche perché è una spesa irrisoria per i cittadini e per l'amministrazione pubblica.